Sportivi siciliani, ben ritrovati anche per questa domenica, per questa lunga maratona sportiva dedicata al calcio dilettantistico e al calcio professionistico, oltre naturalmente alla bella finestra dedicata al calcio a 5. Ben ritrovati con Penalty, che vi accompagna appunto sulla frequenza di Video Mediterraneo tutte le domeniche a partire dalle ore 19 sino alle 23. Sino alle 22, dalle 19 alle 21, anzi per essere più esatti, c'è Penalty che riguarda solo ed unicamente il calcio dilettantistico, dalla Serie D sino alla prima categoria, poi a seguire dalle 22 dalle 21 sino alle 22:15 lo spazio dedicato alla sala stampa di Penalty con il calcio professionistico, ovvero il Palermo, il Catania, l'Agrigento, il Trapani e naturalmente anche il Messina, e poi chiudiamo questa bella e lunga maratona sportiva siciliana con il già annunciato Penalty Futsal, che invece vi presenta solo ed unicamente il calcio a 5 insieme ad Alessio Patti. Ad accompagnarmi in questa prima parte della trasmissione abbiamo come al solito Carmelo Puglisi, che salutiamo. Buona serata. Ciao Ettore, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ben trovato. Allora, devo dire che soprattutto in eccellenza ci sono risultati importanti oggi. Beh, in Serie D e nei due gironi di eccellenza è stata una domenica veramente bella, piena di gol, piena di emozioni. Benissimo. Saluto in postazione la nostra splendida Federica, che insieme a me in un certo senso oggi condurrà questa maratona, perché oltre a fare lo spazio dedicato al futsal, oggi sarà con noi anche a Penalty, e quindi salutiamo anche Jenny, impegnatissima anche perché è il suo compleanno, quindi si è giustamente preso una bella domenica di riposo. Grazie a Federica Di Benedetto, e andiamo subito a salutare il parterre che oggi è molto importante dei nostri ospiti. Iniziamo con mister Alessandro Settineri. Ciao Alessandro, ben trovato. Tutto a posto? Tutto bene. Quest'anno per scelta o per esigenza ti sei fermato? No, inizio anno... Stai studiando troppo, l'impressione? No, assolutissimamente. Inizio anno c'era stata l'opportunità di andare a Noto, poi per diverse vicende sia lavorative mie, che sono stato trasferito a scuola, sia per altre situazioni, non si è concretizzato, e poi vedremo. Poi vedremo. Meglio aspettare. Meglio aspettare, sono d'accordo, perché sai, le scelte affrettate poi rischiano di andare per il verso sbagliato, e quindi meglio aspettare e valutare bene con attenzione. Mentre invece dobbiamo valutare, anche se c'è poco, bisogna valutare con molta attenzione questo Acireale in crescita, grazie anche all'opera straordinaria del nostro Santo Palma, che da quando è arrivato ad Acireale, i risultati sono dalla tua, non puoi più nasconderti, carissimo Santo Palma. Innanzitutto buonasera a tutti. No, penso che l'Acireale non si sia mai nascosto, e poi i risultati nel calcio non si fanno mai da soli. Questo è anche vero, però quindi, insomma, il tuo apporto è stato importante, è inutile negarlo. Il mio apporto è stato importante nella quantità in cui può essere importante un direttore sportivo, ma oggi una vittoria sudata, ma importantissima soprattutto per la classifica. Sì, oggi era fondamentale per noi vincere, portare a casa i 3 punti e ricominciare quella marcia che abbiamo avuto fino a Taormina. Perfetto. Chiudiamo il terzetto dei nostri ospiti e lo facciamo con un amico di Penalty, da tanto tempo, ogni volta sono sempre contento di ospitarlo all'interno del nostro programma, ovvero Turi Di Stefano, intenditore sapiente del calcio dilettantistico e non solo. Beh, intanto buonasera a tutti. Buonasera a te. Buonasera alla bellissima Penalty, agli amici miei, oltretutto. Che hai visto crescere e anche sculacciato. Io ormai sono in pensione, però in pensione attiva. Benissimo, sei sempre molto non sono più, anche perché le tue opinioni sono sempre molto attente e molto lucide. Non sono più in panchina perché non ho l'età. Però sei un intenditore di calcio. Qualche cosa credo dopo tanti anni di capirla. Parlando un attimino, giustamente come diceva Santo, sì? L'eccellenza è la categoria che mi stimola di più, perché c'è un parterre di squadre notevoli, e oltretutto di molti amici. È vero. Non so per chi ti fai. Anche se ogni volta io tifo per lo sport. Anche se ogni volta che noi parliamo sempre dei settori giovanili, che spesso e volentieri sono un po' bistrattati, però poi ci riduciamo spesso e volentieri invece a parlare soprattutto del calcio dilettantistico. Va bene pure. Allora, a questo punto passiamo subito ai risultati, lo facciamo con il quadro riguardante il campionato di Serie D, che oggi è giunto alla sua 9ª giornata. Abbiamo Federica pronta con i risultati, poi subito il commento anche con il nostro Carmelo ed il nostro ospite. A te. Agropoli Vibonese 0-3, Aversa Normanna Cavese 1-1, Città di Scordia Gragnano 0-3, Due Torri Vigor Lamezia 1-0,
Gelbison rende 0-0. Noto Marsala 0-1. Palmese Frattese 1-2. Sarnese Leonfortese 1-0. Reggio Calabria Siracusa 2-2. Il pareggio in extremis della squadra di Sottilla ha permesso alla squadra siracusana di uscire indenne dal campo naturalmente di Reggio Calabria e ancora sempre di più ad aggrapparsi alla vetta che come al solito è guidata dalla Cavese con 56 punti. Eccola qua la classifica, parola alla nostra Federica che ce la legge. Cavese 56 punti. Frattese 54. Siracusa 52. Reggio Calabria 41, Vibonese 40, Aversa Normanna 39, Sarnese e Due Torri 37, Leonfortese 35 punti, Gragnano e Marsala 32, Agropoli e Noto 31, Palmese e Roccella 29 punti, Rende 28, Gelbison 24, Vigor Lamezia 21, chiude la classifica lo Scordia con 17 punti. E a questo punto il tabellino del prossimo turno, domenica prossima sarà la 10ª giornata di ritorno, domenica 28 febbraio, possiamo già inquadrare il tabellino grazie alla regia, Cavese Sarnese, Gragnano Palmese, Siracusa Noto, Frattese Agropoli, Leonfortese Roccella, Rende Due Torri, Marsala Gelbison, Vibonese Reggio Calabria, Vigor Lamezia Aversa Normanna e riposerà, sperando magari che si faccia un bel esame di coscienza, il Città di Scordia, perché partiamo proprio dallo Scordia, anche se poi abbiamo il servizio di Alessandro Fragalà. Voglio sentire una battuta su questo momento della squadra rossazzurra e poi sentiremo anche il parere dei nostri ospiti. Io non credo che sullo Scordia, anche in relazione alla partita di oggi, ci sia molto da dire. La differenza di valori rispetto al Gragnano che è venuto al Binanti a fare la sua partita e ha vinto meritatamente. Sono oggettivamente pochine le chance rimaste allo Scordia di poter rimanere in Serie D, a differenza invece di tutte le altre siciliane che anche oggi, al di là dei risultati, hanno confermato su tutte la buona lena. Avevi già accennato tu al Siracusa, sì, e che rimane agganciato comunque al treno del primo posto. 4 punti sono ancora un margine recuperabile, ma soprattutto quello che convince è il carattere della formazione di Sottile, che oggi al Granillo di Reggio Calabria ha rimontato per 2 volte gli Amaranto di casa. L'impresa del giorno la firma anche oggi il Due Torri, che supera per 1-0 la Vigor Lamezia, e per gli uomini di Venuto è la seconda vittoria consecutiva. Bella impresa esterna anche del Marsala, che con il solito Manfred espugna Noto, un buon Noto probabilmente punito oltre i suoi demeriti. Esce sconfitta anche la Leonfortese dal campo di Sarni, sconfitta non preoccupante per gli uomini di Mirto. Comunque un quadro per le siciliane complessivamente positivo oggi. Allora, se è un quadro complessivamente positivo, insomma, questo Scordia un pochettino ci spiazza, no? Perché continua purtroppo a non fare punti in casa, e questo qui è un handicap per la squadra di Serafino, che adesso si trova in una situazione di classifica praticamente disperata. Però con Alessandro Settinelli non voglio parlare dello Scordia, ma voglio parlare del Due Torri, che come ha detto bene Carmelo in questo momento è la siciliana più in forma dopo il Siracusa, perché la squadra di Venuto ha dimostrato sul campo che vale veramente. Una squadra che durante il corso dell'anno ha avuto sempre uno standard verso l'alto, è stata costante nei risultati, e credo che vada ben oltre le aspettative anche societarie, che è quella di essere comunque aggrappata a un eventuale treno dei playoff. Però è anche vero che Due Torri è un centro talmente piccolo che pensare che possa fare... Ok, però il discorso è che fanno questa categoria da qualche anno, sì, e la fanno sempre con un certo stile, cioè nel senso hanno un'idea ben definita di progettazione, che è difficile in queste categorie. Non è nulla... Mi dispiace invece per il Noto, che non attraversa un momento fortunato da qualche settimana, credo 3 o 4, ma sì, che in realtà aveva fatto un gran bel campionato inizialmente. Nella prima parte era stato fra le squadre più... Attenzione, perché oggi ha perso col Marsala, però il Marsala è in ascesa, attenzione. Sì, ma credo sia la 4ª sconfitta di fila del Noto. Sì. Questo non toglie i meriti di Gaspare Cacciola, certo, e comunque per carità di tutto l'entourage, però è un peccato perché anche il Noto aveva fatto benino. Di questo girone comunque, se vuoi il mio parere, la squadra che esprime
rapporto qualità, costi e gioco in assoluto è l'Anversa Normanna, che ha in rosa 6 o 7 juniores, di cui uno ora è stato acquistato da poco dello stesso Catania, credo, che mostra un'idea di gioco rispetto agli altri notevolissima. Allora devo dire che quello che stai dicendo è assolutamente vero, perché ho visto da vicino come lavora la Versa Normanna, sono stato nel loro importantissimo centro sportivo, sono veramente organizzati, più di una volta, per cui sono veramente organizzati, e credo che insomma la Versa Normanna possa dire la sua anche in prospettiva playoff. Santo, invece questo Siracusa oggi ha aggrappato questo risultato di parità che aiuta la classifica, ma in questo momento non è proprio al top della condizione probabilmente, non so se sei d'accordo. Credo che sia difficile comunque rimanere al top della condizione per tutti i 9 mesi di un campionato. Questo è anche vero. È importante comunque quando si attraversano dei periodi non tanto buoni comunque portare a casa lo stesso risultato. Oggi è andato a pareggiare contro la Regina, che è la quarta forza del torneo, quindi malgrado fosse andato 2 volte sotto è riuscito a recuperare tutte e 2 le volte. Io punto a occhi chiusi sul Siracusa, per me malgrado si trova a 4 punti alla prima comunque rimane assolutamente la squadra migliore, anche perché comunque ha un attacco che è veramente spaventoso secondo me per la categoria, soprattutto con l'arrivo di Savonarola. Di questo campionato di Serie D rispetto al passato, le Campane stanno lasciando tanti punti per strada. Oggi stesso la Cavese ha pareggiato, nella Cavese, nella Frattese, quando hanno avuto le occasioni, e anche campionato lungo però Carmelo, non sono riuscite mai a chiuderlo, mentre invece gli altri anni le Campane arrivavano sempre ad accumulare quei 6-7 punti di vantaggio. Guarda, c'era una statistica che leggevo l'altro giorno per quanto riguarda il Siracusa. Il Siracusa all'arrivo di Sottil ha avuto una media altissima di punti. Cioè, consideriamo che c'era un gap iniziale sulle squadre di vertice, compresa la Cavese, che inizialmente ha comunque mantenuto sempre questi standard, per cui il Siracusa ha fatto una gran bella rincorsa. Ovviamente non è facile tenere sempre quel passo, però non puoi rimproverare nulla al Siracusa di oggi. Mister Di Stefano, voglio parlare dello Scordia, così poi sentiamo anche il servizio di Alessandro Fragalà e anche l'intervista della disperazione del presidente, no? Perché non sa più a questo punto a chi rivolgersi, un po' probabilmente alla squadra, un po' all'allenatore, un po' al pubblico, un po' soprattutto agli arbitri, soprattutto nella partita di oggi. E per lo Scordia, come qualche altra squadra ovviamente che viene dall'eccellenza, stanno pagando lo scotto, perché la categoria è molto ma molto diversa. Io parlando con Alessandro mentre venivamo qua, quando facevo la Serie D, era l'interregionale degli anni '80, si notava, non c'era l'eccellenza, quindi promozione, il gradino era più ampio, quindi praticamente stanno pagando un po' lo scotto, e dispiace tantissimo perché l'anno scorso qualche volta ho seguito lo Scordia con un pubblico straordinario, veramente un pubblico molto valoroso. È vero. Ovviamente si vede che non è bastato solo Peppe Mascara per dare quella ciliegina, diciamo, mettere la ciliegina sulla torta. Ci vuole un'impresa adesso. È un po' difficile, ovviamente. La speranza è sempre l'ultima a morire. Assolutamente, sono d'accordo. Io volevo dire un'altra cosa delle prime 4, come diceva giustamente Carmelo, che le Campane non la fanno più da padrone, questo già è importante, vuol dire che il campionato è più livellato. In Sicilia ci sono squadre ben attrezzate, appunto vedi Siracusa, vedi anche le altre, vedi Noto, Marsala eccetera eccetera, dove vanno per la maggiore anche loro. Benissimo, allora a questo punto guardiamoci il servizio di Alessandro Fragalà che ha realizzato appunto un servizio su questa vittoria del Gragnano a Scordia. È stata una partita molto molto particolare, hanno da recriminare molto i giocatori dello Scordia. Guardiamo il servizio e poi a seguire anche l'intervista realizzata sempre da Alessandro Fragalà con il presidente Gallo. Ennesima sconfitta casalinga per lo Scordia, che cede anche contro il Gragnano per 3-0 in una partita condizionata dagli episodi ma anche da alcune decisioni quantomeno discutibili dell'arbitro Bonassoli di Bergamo. Sconfitta pesante per la squadra di Natale Serafino, salvezza che diventa ormai praticamente un miraggio.
Dopo il solito avvio distratto è lo Scordia ad avere la prima clamorosa occasione della partita. Maimone fa tutto da solo, vince un rimpallo e calcia verso la porta, ma il pallone si stampa sulla traversa. Scordia sfortunato, che però fornisce segnali positivi. La partita la fanno gli ospiti, costretti a vincere per tirarsi fuori dalle zone calde della classifica. Lo Scordia prova a difendersi, aiutato anche dall'imprecisione degli attaccanti campani, come nel caso della conclusione al volo di La Monica. Un minuto dopo lo Scordia protesta per un presunto atterramento di Maimone in area di rigore. L'arbitro Bonassoli di Bergamo ammonisce il numero 10 per simulazione. Mascara fa quel che può, anche se non di rado i compagni non lo aiutano. Alla mezz'ora ci prova direttamente su calcio di punizione e blocca Salineri. Lo Scordia ci crede, ma a passare il Gragnano. Provenzano regala il pallone agli avversari a metà campo. Carfora lo mette in mezzo per Foggia, che al volo di piatto batte Vizzi, nonostante il tentativo del portiere di salvare il gol. L'arbitro ci pensa, si consulta con il guardialine e poi convalida. 1-0 Gragnano e notte sempre più fonda al Binanti. La reazione dello Scordia è affidata a un calcio di punizione dello stesso Provenzano, che non riesce a farsi perdonare per l'errore commesso in precedenza. Nella ripresa Serafino inserisce Ascione e Palmiteri al posto di Messina e Di Maira. A provarci però è sempre Mascara. Conclusione pregevole, fuori di poco. Clamorosa invece l'occasione di Palmiteri appena entrato, azione di sfondamento in area di rigore e tiro respinto sulla linea da Odierna, con tutto lo Scordia che grida al gol. Fuoco di paglia per gli scordiensi, che si spegne subito. Pascali atterra Carfora in area di rigore, Bonassoli non ha dubbi e segna il penalty che Foggia realizza spiazzando Vizzi. Lo Scordia in pratica esce dal campo, crolla psicologicamente. Simonetti regala un pallone a Carfora che imbecca Mascolo. Il numero 8, tutto solo, batte Vizzi per la terza volta con un pregevole tiro a giro. Partita chiusa, partita senza più storia. Allo Scordia non rimane che l'orgoglio, che si palesa in una punizione di Mascara, potente ma imprecisa. L'ultima azione degna di nota di una partita che dopo il 3-0 campano non ha avuto più nulla da dire. La salvezza adesso per lo Scordia diventa un miraggio, se non addirittura un'utopia. Ma un mix di tutto, tutti i sentimenti negativi che ci possono stare in un mondo del calcio, che non deve essere questo naturalmente. Mi sono permesso, alla fine non l'ho mai fatto in 3 anni di presidenza, mi sono permesso di infierire nei confronti degli arbitri, perché oggi l'arbitraggio, l'ennesimo arbitraggio è scandaloso, al di là dei limiti della mia squadra, di tutto quello che vogliamo dire. Non si possono arbitrare le partite così, scandaloso. Riferimento è al gol assegnato al Gragnano nel primo tempo e a quello non assegnato allo Scordia nel secondo, immagino. Assolutamente, perché potevamo passare da una condizione di... io non lo so, non l'ho visto, io ho avuto la netta sensazione che il nostro portiere mi ha confermato che non era gol. Poi il tiro di Gianluca Palmiteri risultava dentro ampiamente alla porta, sconvolgente, non ho parole. Adesso che intenzioni ha, Presidente? Farà qualche cambiamento oppure ci proverete? C'è un po' di sconforto? No, ma lo sconforto è totale perché alla fine noi ogni settimana perdiamo terreno, io le carte me le sono giocate tutte, non lo so, cioè in questo momento onestamente non so cosa fare. Io questo l'ho chiesto e lo chiedo domenica per domenica. È normale che ci sono molti ragazzi giovani, c'è molto scoramento, anche se ci sono, diciamo, i generali, così come i senatori che alla fine vanno avanti e quant'altro, però essendo una squadra giovane, fragile, purtroppo poi succede che quando una serie di sconfitte consecutive ti portano a questo. Non lo so, onestamente non lo so, perché mi è passato tra gli arbitri e l'andamento negativo della mia squadra, mi è passata veramente la voglia di andare avanti. Mi spiace dire queste parole, ma veramente mi è passata la voglia proprio. Ma sicuramente sono tante le cose che non rifarei e quant'altro, non è giusto, purtroppo quando si sbaglia il Presidente, quindi lasciamo perdere, mi accolgo la responsabilità di quello che è successo in toto, naturalmente. Non voglio tornare indietro, non voglio accusare nessuno, assolutamente. La settimana prossima il Città di Scordia riposerà, magari cercherà di far riquadrare di nuovo i conti. Non so se sei d'accordo, Alessandro, riquadreranno i conti sperando magari in questo miracolo, che ne pensi? Con franchezza credo che la salvezza sia in questo momento molto difficile. L'auguro al Presidente e alla società per la voglia che hanno, però i risultati dicono altro e soprattutto credo anche il gioco.
che per ora mostra lo Scordia non è quello per salvarsi. Però c'è un presidente che ha grande entusiasmo, pur non conoscendolo personalmente, quando lo sento vedo che è determinato. Sì, è determinato. Però, mister, 7 punti in 8 partite, in 8-9 partite, quelle che tra cui uno scontro diretto, tra cui uno scontro diretto, teoricamente dati alla mano non parliamo di un'impresa impossibile. Infatti io non ho detto, io dico i risultati ad oggi dicono che vi è una grande difficoltà da parte di questa società e di questa squadra che pur essendo rivoluzionata ma troppe rivoluzioni ho l'impressione. È cambiato il preparatore, è cambiato il direttore, sono cambiati anche una buona parte dei giocatori, per cui credo... Il problema è che quando si cambia troppo l'impressione è che non si riesce poi in poco tempo a coordinare tutto. Santo? Sempre molto difficile. Sicuramente già è difficile cambiare anche poco, noi ad esempio abbiamo cambiato un Nel caso dello Scordia che ha cambiato tanto. Nel caso dello Scordia hanno cambiato assolutamente tutto, tutta l'idea di partenza, anche perché come diceva il mister Settinera, appunto è stato cambiato dal preparatore atletico al direttore sportivo, tutto il parco giocatori, quindi ma i risultati sono sempre stati uguali. C'è stato qualche sbaglio allora secondo te? Io credo che nel calcio poi i risultati siano l'unica cosa che non siano opinabili, quindi numeri alla mano evidentemente lo Scordia non è con il presidente in testa, a questo punto non c'è più il direttore, io conosco per averci lavorato l'anno scorso circa 2 mesi, evidentemente le scelte del presidente non sono state quelle giuste. La classifica dice che è sbagliato tutto, c'è poco da fare, non sei quasi mai stato lì a lottare. Il presidente ha detto che insomma se ne assume le sue responsabilità. Ma su questo cosa qui, guarda, conosco il presidente Gallo, ci mancherebbe altro, ma è un grande presidente, uno che appunto si assumerà le sue responsabilità, anche perché ribadisco ha cambiato tutto tranne l'allenatore, ma i risultati non sono mai cambiati, quindi magari non so, qualcosa l'avrà sbagliato. L'allenatore, Turi, tranne l'allenatore, secondo te andava cambiato, va cambiato a questo punto della stagione? Guarda, io ho sempre difeso la categoria degli allenatori, ci mancherebbe. Certo. Perché l'ho fatto anch'io, ho pagato qualche che ruolo hai. Eccetera, eccetera, quindi non... Ma se la società ha deciso, ovviamente, di far rimanere l'allenatore, gli ha sposato la causa dell'allenatore, certo, i risultati ovviamente danno del vero. Però è facile, cambiamo l'allenatore. Vedi, mi viene molto difficile parlare... Scusa Alessandro, no, volevo concludere. No, mi viene molto difficile parlare degli amici allenatori, onestamente. Infatti. Quindi non do mai dei giudizi, eventualmente posso esprimere qualche opinione mia. L'anno scorso ho fatto un campionato eccezionale, ha perso negli ultimi secondi, diciamo, l'andata ai playoff, quindi per cui la riconferma era doverosa, indubbiamente. Poi tu sai quanto si cambia spesso, a prescindere dall'allenatore, che mi fermo lì, ci mancherebbe, ma quando si cambia spesso giocatore e lì paghi senz'altro, ma non solo lo Scordia, vedi l'Inter, stiamo parlando a livelli alti, vedi l'Inter che non fa risultati, forse ha vinto ieri 3-0, vabbè, questo è magari un episodio, non so chi c'è interista qua, ma io parlo un po' sportivamente. Sì, certo. Quando si cambia ci sono anche queste scompense. Se hanno visto bene per Natale, vuol dire che... secondo me lo Scordia paga anche una certa improvvisazione sotto l'aspetto proprio manageriale, inteso nel calcio. Non so quante squadre in Serie D non esprimono un direttore sportivo, lo Scordia non ne ha alcuno. Lo Scordia ha un manager, un po' strano. Lo Scordia ha un manager che praticamente fa il manager in una categoria che sconosce perché non l'aveva mai fatta. Allora posso capire che il manager lo faccia Mirto, che ha dimostrato ampiamente in questa categoria di saperlo fare. Ma in categorie dove non conosci, però tutto questo dispiace, tutto questo dispiace. No, ma ci mancherebbe, noi stiamo analizzando un po' il momento, non dico che ce ne sia piacere, perché anche per parlare di queste cose più squadre ci sono siciliane in Serie D e più possibilità c'è per tutti, quindi io auguro lo Scordia di salvarsi domani, però è evidente che comunque quello che è stato fatto in questi 6 mesi non depone a favore della salvezza dello Scordia. No, io voglio dire questo, ai tempi miei, senza non togliere il direttore sportivo, perché è un ruolo che mi piace tantissimo, magari che non lo faccio indubbiamente, perché c'è la valenza in questi periodi, quindi di innovazione, non c'era né direttore sportivo, né preparatore atletico, né preparatore dei portieri. Un diverso, ma qui no, diverso non circa 2000 anni fa, io parlo 83-84, fine anni 80, dove 30 anni sono tanti, 30 anni è importanza. No, ma aspetta, c'era qualità,
Ma quella non la discutiamo. Ma non so, c'era la qualità degli uomini e negli allenatori. Io mi metto da parte, assolutamente non voglio. Ma secondo me soprattutto c'erano i presidenti che uscivano i soldi. C'erano presidenti che erano all'altezza della situazione. Infatti, non solo soldi, ma di capacità anche intellettiva e tecnica, diciamo. Allora voglio chiudere con Alessandro che voleva insomma completare. Che sia chiaro, dico, Scordia c'è un presidente, ripeto, che non credo che abbia difficoltà economiche o che comunque non abbia la voglia di fare. E come diceva prima Francesco, a oggi ci sono i margini, anche perché vedendo il calendario c'è sempre due scontri diretti che la potrebbero riavvicinare, ma da qua i due scontri diretti sono verso la fine. Arrivare al top. Dovrebbe comunque recuperare qualche punticino per potersi anche dentro casa, perché ultimamente fa un po' più di fatica. Solo questo qua, poi che ben venga la salvezza dello Scordia. Va bene, allora vedo che c'è un po' di ottimismo e un po' di pessimismo sullo Scordia. Perché vedi Ettore, lo Scordia comunque è un tema che riscalda, non fosse altro perché è l'unica catanese, tra virgolette, che abbiamo in Serie D, e non avevamo un Etnea da 2 anni, probabilmente non ce l'avremo manco l'anno prossimo. Probabilmente. Quindi per questo è un tema che scalda i nostri ospiti, ma scalda tutti gli appassionati di calcio. Mi auguro che si sbaglia. Sì, assolutamente sì. Allora Federica, abbiamo chiuso la parte dedicata al campionato CND, a questo punto ci lanci la pubblicità. Complimenti per la tua miss firmata Piazza Italia dei Portali, il nero ti dona, complimenti qui, insomma, quando sei arrivata hai illuminato col tuo sorriso tutto lo studio. Grazie, ci lanci la pubblicità? Come sempre, sì Ettore, abbiamo un piccolo break per la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale. Eccoci di nuovo insieme amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la domenica a partire dalle 19 sino alle 21, dalla Serie D sino al campionato di prima categoria, questa lunga maratona sportiva siciliana prosegue poi tra le 21 e le 22:15 con la sala stampa di Penalty che da quest'anno si dedica interamente al calcio professionistico siciliano, e poi questa lunga maratona si conclude, come abbiamo già detto all'inizio della nostra trasmissione, con lo spazio dedicato al calcio a 5 insieme ad Alessio Patti tra le 22:15 e le 23 con Penalty Futsal. Allora parliamo adesso del campionato di eccellenza e lo facciamo perché devo dire che sia il girone A che il girone B stanno regalando tantissime emozioni. Allora subito i risultati, la classifica, poi vedremo anche qualche bella immagine. A te Federica. Atletico Campofranco, Parmonval 1-0. Cus Palermo, Alba Alcamo 1-2. Dattilo Noir, San Cataldese 3-1. Gela Mussomeli 1-0. Mazzara Libertas 2010 2-0. Castelbuono Camarat 1-0. Profavara Paceco 2-0. Raffadali Folgore Selinunte 1-0. Lo scontro al vertice tra Dattilo Noir e San Cataldese ha visto trionfare la squadra di Formisano che vola in testa insieme al Gela. Guardiamo la classifica e poi la commentiamo naturalmente anche sia con Carmelo che con gli ospiti. Gela e Dattilo Noir 46 punti. San Cataldese 43. Castelbuono 41. Paceco 38. Mazzara e Alba Alcamo 35 punti. Folgore Selinunte e Atletico Campofranco 29, Parmonval 28, Raffadali 25, Mussomeli 24, Profavara 23 punti, Camarat 21, Cus Palermo 20, Libertas 2010 chiude la classifica con 11 punti. Prima dei commenti, subito il prossimo turno. Domenica prossima sarà la 9ª giornata di ritorno, domenica 28 di febbraio. Eccola qui la schermata: Alba Alcamo Raffadali, Camarat Dattilo Noir, Libertas 2010 Folgore Selinunte, Mazzara Gela, Mussomeli Atletico Campofranco, Paceco Castelbuono, Parmonval Profavara, San Cataldese Cus Palermo. Allora possiamo già fare
far vedere i 2 gol del Pro Favara che battono il Paceco 2-0 e su questa immagine possiamo anche già sentire il commento tecnico da parte di Carmelo Puglisi. Allora Carmelo. Sì, questa è una partita che di fatto toglie ogni ambizione. Intanto stiamo vedendo il primo gol del Pro Favara firmato da De Luca. Dicevamo, questa è la gara che forse interrompe definitivamente i sogni di gloria del Paceco, che oggi ha perso su un campo difficile, ma una gara che comunque poteva essere alla propria portata. Questo abbiamo visto il primo gol di De Luca, abile a presentarsi a tu per tu con il portiere del Paceco e a trafiggerlo davanti alla porta. Invece questo è il raddoppio firmato da Grippi, Grippi abile a intercettare un diagonale a pochi passi dall'area piccola e a siglare il 2-0 che regala questa preziosa vittoria al Pro Favara in chiave salvezza. Dicevamo Paceco ormai praticamente ormai fuori dalla lotta per le prime posizioni, dove tutto sommato invece resta il Castelbuono, che oggi fatica e non poco per battere il Camarat tra le mura amiche, difende questo quarto posto con ancora la vista sul terzetto di testa che oggi è stato segnato dallo scontro diretto di Paceco con il Dattilo che si conferma super rivelazione. Oggi questo 3-1 ai danni della San Cataldese. Tutti parlano poco di questo Paceco. No, invece se ne deve parlare, noi ne abbiamo parlato, perché tra l'altro l'andamento della gara di Paceco ha visto il Dattilo andare sotto, con la San Cataldese nel primo tempo il vantaggio del solito scillufo per la formazione nissena. Poi nella ripresa il Dattilo si è scatenato, ha siglato 3 reti e si va a prendere questo primo posto che andrà a condividere comunque con il Gela. Anche la partita del Vincenzo Presti meriterebbe una puntata di penalty a sé. Il Gela ha faticato tantissimo per averla vinta sul Mussomeli. Solo un gol in pieno recupero di Mincica regala 3 punti, tra l'altro una bellissima rete, bellissima rete che regala la vittoria al Gela e consente alla formazione di Bruccoleri di rimanere in testa, seppur con questo Dattilo. Allora, prima di sentire anche i nostri ospiti su questo girone A del campionato di eccellenza, guardiamoci il servizio invece di Alessandro Calabrese riguardante la vittoria dell'Alba Alcamo nei confronti del CUS Palermo, vittoria 2-1 appunto a Palermo. L'Alba Alcamo espugna via Altofonte battendo 2-1 il CUS Palermo. La formazione di Aprile ha saputo reagire dopo un episodio iniziale, quello del calcio di rigore concesso proprio alla prima azione all'Alcamo, che ha scatenato le proteste. Andiamo con le immagini della CUS Palermo TV. L'azione di per sé è bellissima, è passato un minuto, Di Martino nettamente sul pallone. Da un punto di vista oggettivo l'analisi del replay può essere fatta da chiunque, indipendentemente da provenienza e fede calcistica. L'uscita del portiere del CUS è nettamente, come possiamo vedere dalla moviola, sul pallone. Guardate il pallone come si sposta nettamente, viene colpito. Il direttore di gara però lì sulla sinistra non ha alcuna esitazione. Sul dischetto va lo stesso Piccone, che non ha problemi a trafiggere Di Martino, a portare i suoi in vantaggio per un episodio che sicuramente cambia le carte in tavola su come era stata preparata la partita da Aprile, ma il CUS non demorde. Al 24esimo trova un gol strepitoso di Daniele Russo, che la gira di testa, uno dei simboli di questa squadra che non molla mai, è riuscito anche oggi a dar tutto nonostante una prova opaca dei giallo-rossoneri, uno dei giovani che si sta mettendo più in luce dopo le ottime cose fatte vedere l'anno scorso con il salto dalla promozione all'eccellenza. Il CUS che ci crede ancora, questo bellissimo colpo di testa di Raci quasi da fermo, Conticelli si supera, splendida la sua parata. Nel secondo tempo al 13esimo il vantaggio, Carollo si fa scappare Gimò, Di Martino esce un po' così e l'attaccante numero 10 bianconero firma il vantaggio per quello che sarà il gol vittoria dell'Alba Alcamo, che quindi riuscirà grazie a questa marcatura su una svista un po' della difesa, la retaguardia di Aprile, che sicuramente poteva far meglio. Al 16esimo affondo sulla sinistra di Serio, che punta un paio di avversari, finta col destro, va al cross sul sinistro, la mette per Iraci, sponda per Clemente che prova l'acrobazia e la manda alta. Al 23esimo Piccone un passo dal 3-1, la sua conclusione si stampa sul palo e l'Alba Alcamo che quindi sfiora la chiusura del match anticipata. Clemente ci prova poi in un paio di occasioni con questo tiro da fuori al 36esimo e poi grazie a una bella iniziativa di Alletto, che lavora un pallone per Iraci, lo mette al centro dalla destra, la sua conclusione di testa da parte di Clemente sfiora il palo. A 7 giornate alla fine CUS Palermo sempre a quota 20, dovrà recuperare con la Folgore, ma adesso si deve dar tutto perché davvero la fine del campionato è sempre più vicina.
Con questa sconfitta la squadra di Aprile indubbiamente inguaia ancora di più la sua classifica, se cortesemente la possiamo anche rimandare in onda, la classifica del girone A appunto del campionato di promozione, e su questa classifica volevo sentire anche un po' il commento del nostro mister Di Stefano. Ecco, Cus Palermo 20 punti, la situazione è un po' deficitaria per la squadra di Aprile, anche se ancora insomma tutti gli altri non sono molto lontano. Tu che ne pensi? Io conosco Aprile perché è un ottimo allenatore, onestamente. Però non basta, chiaramente, se non hai organizzato durante l'anno con buoni acquisti, indubbiamente, stanno soffrendo tantissimo. Ecco, siamo sempre lì. Nel calcio poi può succedere l'imponderabile, tu magari già condanni una squadra, tu nel senso in linea generale, sì. E poi anche se ovviamente guardando la classifica ancora il margine c'è. Il problema è che non bisogna perdere punti in casa, secondo me. Ma in casa e magari vincere qualche confronto diretto, a prescindere anche fuori casa. Aiuta tanto. Poi aiuta guardando tanto. la vetta... Ecco, sulla vetta chi vincerà questo girone? Chi vincerà? C'è l'imbarazzo della scelta. La palla di cristallo qui. 3 squadre, Gela, Dattilo e San Cataldese. Chi vince? Io non conosco il Dattilo ovviamente perché è una novità per me. Gela trascorso straordinario, la San Cataldese l'ho incontrata anche negli anni che furono, indubbiamente, quindi 2 società dove hanno fatto sbilancia. Ma io tifo onestamente per il Gela. Tifo per il Gela. Santo Palma, invece secondo te chi vincerà questa guerra a 3? Beh, non è facile poterlo dire, invece voglio sottolineare però l'attenzione al grandissimo campionato che sta facendo del Castelbuono, grandissimo, immaginavo, ma è la verità. No, vabbè, però Scirizza giustamente. No, ho lavorato 2 anni con Salvo, quindi voglio proprio sottolineare il grandissimo torneo che sta disputando, malgrado al mercato di dicembre questa squadra è stata privata di gente del calibro di Parisi, di Venuti, di Morello, malgrado non ha fatto nulla in entrata, malgrado Salvo continua a giocare con 6 juniores all'interno del campo, è in serie positiva da 14 giornate, quindi voglio fare un grandissimo applauso. Ma non hai risposto però alla mia domanda, chi vince il campionato? Beh, io penso che poi alla fine lo vincerà il Gela, onestamente, però ti ribadisco, nel mio cuore spero che poi lo vinca veramente la Castelbuonese. Dimmi Turi. Se non sbaglio, che ho letto qualche settimana fa, sì? E infatti lui ha detto mi trovo talmente bene a Castelbuono, senza lo togliere nella società precedente. Ha trovato l'ambiente giusto a prescindere dalla qualità dell'allenatore, certo. Indubbiamente. Bene, bene. Alessandro, allora Gela abbiamo detto 46 col Dattilo, che tra l'altro appunto oggi battendo la San Cataldese ha vinto uno scontro diretto pesantissimo. Castelbuono a 41, il Paceco con questa sconfitta probabilmente avrà detto... Allora, togli Paceco e Mazzara, e anche credo Castelbuonese per un discorso che ha una rosa limitatissima, Salvo, perché come amico di Santo è molto amico mio ed è un ragazzo che sta facendo veramente bene. Diciamo che i playoff li farà sicuro, dai. Sì, il discorso è che anche la San Cataldese, che non ha lo stesso spessore di squadra delle 2 là davanti, sta tenendo testa, e ancora il prossimo turno per esempio è molto a favore della San Cataldese. Sì. Se voi avete la schermata, gioco col Cus Palermo e credo che se tu vai a vedere il Gela va a Mazzara uno scontro diretto, il Dattilo va col Camarat che deve fare punti salvezza. Il Campofranco giocando a Mussomeri non sarà una partita facile. Ho capito, ma io ti dicevo dei tre che devono di testa, ancora non è detto. La San Cataldese ha un allenatore che si è fatto in casa, cioè nel senso è cresciuto nel settore giovanile della San Cataldese e pian piano gli hanno dato la possibilità di crescere e conosce bene tutto l'entourage. Quando una società fa lavorare bene un allenatore già dagli Guarda, credo che sia partito dagli allievi, non lo conosco personalmente, per cui immagina quindi... se ho o meno interesse particolare, però lo ricordo perché c'era stata una trattativa e lui già era là. E da allora non si è mai mosso finché non ha avuto possibilità e sta facendo bene. Parliamo del girone B e lì insomma sicuramente avremo tanto da dire. Subito i risultati di questa giornata, ancora una volta scoppiettante e anche con dei risultati molto sorprendenti. Parliamo subito con la nostra Federica, 8ª giornata di ritorno, a te il tabellino. Acireale, Città di Rosolini 1-0. Atletico Catania, Catania San Pio X, 1-1. Giarre, Sporting Via Grande, 0-2.
Modica, Forza Calcio Messina 2-1. Rocca di Caprileone, Sicula Leonzio 2-0. Palazzolo, Sporting Taormina 3-0. Milazzo, Orlandina 9-0. Troina, Igea Virtus 1-0. Perde l'Igea Virtus Troina, vince la Ciriale, vince anche il Rocca di Caprileone. Questa classifica continua ancora a muoversi, anche se la squadra messinese continua ad essere la squadra leader di questo girone B del campionato di eccellenza. Classifica. Igea Virtus 51 punti, Rocca di Caprileone e Acireale 46, Sicula Leonzio, Troina e Sporting Taormina 44 punti, Palazzolo 40, Milazzo 33, San Pio X 32, Giarre 31, Città di Rosolini 28 punti, Sporting Viagrande 27, Modica 15, Forza Calcio Messina e Atletico Catania 12, chiude la classifica l'Orlandina con 6 punti. E guardiamo adesso il tabellino della prossima giornata, si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 28 febbraio, nona giornata di ritorno. Anche in questa occasione avremo degli scontri abbastanza importanti e qualificati. Acireale che giocherà in casa con il Palazzolo, Catania San Pio X Troina, Città di Rosolini Sporting Viagrande, Forza Calcio Messina Atletico Catania, Igea Virtus Rocca di Caprileone, Orlandina Modica, Sicula Leonzio Giarre ed infine Sporting Taormina Milazzo. Carmelo, la solita domanda, da dove incominciamo? Incominciamo dal Silvio Proto di Troina. Incominciamo dal Silvio Proto di Troina perché oggi l'11 di Beppe Pagano ha fatto una straordinaria impresa, ha fermato la capolista e ha riaperto il campionato. Un gol dell'attaccante nigeriano Ademayo regala i 3 punti alla formazione rossoblu e Troina in piena corsa playoff. Ne approfitta su tutti il Rocca di Caprileone che a propria volta compie un'altra grande impresa, batte per 2-0 la Sicula Leonzio con le reti tra gli altri del proprio difensore capitano sul rigore Mariano Russo. Altra grande prova di carattere e una grande prova di gioco, soprattutto di organizzazione dell'11 bizantino Bellinvia. Oggi batte un colpo anche la Cireale che sudando e faticando un poco comunque al Tupparello ha ragione grazie ad un rigore di Gerlando Continuo del Rosolini in piena corsa salvezza e va sottolineato invece sempre nella parte alta della classifica la debacle dello Sporting Taormina di Marco Coppa che non conosce limiti. Batte la Cireale ma poi viene travolto dal Palazzolo di Pippo Strano. Certamente nelle prime 6-7 posizioni ancora tutto in discussione. Certo, il margine dell'Igea 5 punti sono sempre tanti, però oggi di fatto il campionato, se non è proprio riaperto, possiamo dire, Ettore, correttamente che trova nuovi spunti e nuovi motivi di interesse. Diciamo che la prossima settimana lo scontro tra Igea Virtus e Rocca di Caprileone può essere anche spunto probabilmente per girare ancora di più in questa classifica. Sì, e se dovesse esserci un pari nel derby e la Cireale dovesse battere il Palazzolo, a quel punto cambia ancora la fisionomia di questo torneo. Bene, vedo che è già inquadrato il nostro Santo Palma, un commento su questa vittoria seppur risicata solo nel risultato, perché mi hai detto che avete fatto una bella partita contro il Città di Rosolini. Beh, non proprio una bella partita oggi, dai. Qualche cosa in più potevate farla, però evidentemente anche 1-0, mi hai detto pure, meglio prenderseli questi 3 punti in questo momento della stagione. C'è da dire che veniamo fuori da una settimana molto particolare, perché la sconfitta di Taormina, tra l'altro tendo a precisare assolutamente immeritata, ma nella maniera più assoluta, comunque ha lasciato anche qualche strascico, no? Ritrovarti a -8 dalla prima in classifica questa settimana ci ha fatto lavorare molto male. Soprattutto mentalmente, quindi oggi non mi aspettavo una grande prestazione, così come poi la Cireale non ha fatto una grande Volevate prestazione. solo i 3 punti allora oggi? Ma sai, è importante dopo una brutta battuta d'arresto, intanto comunque riprenderti i 3 punti, poi sentire anche i risultati degli altri campi che diciamo che erano un po' quelli, no l'Impa no, perché comunque erano un po' quelli che noi probabilmente ci aspettavamo anche. Dico una cosa, si è parlato del Taormina 8 l'anno in toni trionfalistici, si parla del Troina in toni trionfalistici, si parla del Rocca di Caprileone in toni trionfalistici. Si parla anche bene della Cireale. Scusami, si parla della Cireale seconda in classifica invece come se fosse assolutamente un disastro. Io vorrei ricordare a tutti una cosa. Noi non l'abbiamo detto. Aspetta, sulla normalità ci voglio tornare, perché da molti anni non era più la normalità. Adesso è la normalità che il presidente D'Amico, grazie ai suoi grandi sacrifici, comunque è ritornato a dare alla Cireale una
grandissima ma tu visibilità, sei benissimo, quella grandissima... Perdone, però se è anche vero... Però è anche vero, no, io tendo a pesarlo questa cosa. Ad Acireale non era più la normalità. Attenzione, ricordiamoci che ad Acireale... tutto questo nasce dal fatto, scusami se ti interrompo perché voglio sottolineare una cosa importante. Sai benissimo che l'Acireale ha un seguito di tifosi esagerato, importante, soprattutto non c'entra niente col campionato di eccellenza, quindi è normale che dall'Acireale tutti si aspettano molto di più, è una cosa normale, quindi la critica viene sempre fatta per... No, però da qui a dire che noi siamo gli unici che abbiamo fatto male, siamo secondi in classifica, ce ne passa, non parlo di voi, parlo in linea generale, quando si parla della Cireale è come se la Cireale stesse facendo un campionato peregrino, un campionato scadente, invece non è assolutamente così. Noi diciamo solo che la Cireale sta facendo un buon campionato nel senso, scusami, purtroppo ne vince soltanto una, l'Igea Virtus rispetto alla Cireale ha un lavoro che è cominciato un anno e mezzo prima della Cireale, di questo a Cireale, e malgrado tutti noi siamo lì a giocarcela, perché oggi la differenza tra la Cireale e l'Igea Virtus è proprio lo scontro diretto da noi perso la terza giornata. Poi non vedo altre differenze tra noi. Tra l'altro dico una cosa, vi do anche dei dati statistici. Dalla riapertura delle liste sono passate 12 giornate. La Cireale ha fatto 9 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. È la squadra che nelle ultime 12 partite ha fatto più punti di tutti. Ben venga questa cosa. No, sono numeri e sono da tutti constatabili. Allora a questo punto noi dobbiamo sperare che anche il proseguo di campionato... per chiarire anche il tenore della discussione. Quello che dici tu è sacrosanto anche perché i numeri non si discutono. Avevamo preso troppo I numeri non si discutono, però è anche vero che la qualità del vostro organico è talmente vasta, talmente immensa. Infatti abbiamo fatto grandi risultati. Tu parli di un organico ricostruito al 1° di dicembre e dal 1° di dicembre io ti dico che noi siamo primi. Numeri alla mano, quindi la tua sensazione sulla nostra grande qualità dell'organico è assolutamente reale. Perché con questo organico in queste 12 partite siamo primi. E ti dico anche di più, Santo, è chiaro che per voi, rispetto alla Rocca, rispetto al Troina, rispetto allo stesso Taormina, nel giudizio, nella valutazione di quelle che sono le partite, di quelle che poi sono l'insieme del campionato, è chiaro che il metro è diverso. Ti faccio un altro esempio, proprio perché non è solo la Cireale. Parliamo ad esempio della Sicula Leonzio. La Sicula Leonzio rischia di non fare i playoff e ho detto tutto. Non so voi cosa ne pensate. Ma anche noi lo rischiamo, tutti rischiamo quelli che siamo lì. È la dimostrazione che questo è un girone intenso e bello. Sai qual è la differenza? Allora, io ho fatto tanti anni questa categoria e ti dico, adesso sono alla Cireale da 3 anni. La grande differenza sai qual è? Che chiunque incontra la Cireale è la domenica dell'anno. Ma l'ho detto noi siamo costretti a fare tutte le domeniche Santo, ad andare a casa degli altri. Che gli altri, vedi tu la festa, poi tu ci torni una settimana dopo a vedere un'altra partita e non c'è neanche gente allo stadio. Ma stai confermando quello che ho detto io allora, che giustamente all'inizio della stagione tutti si aspettano qualcosa in più. Avete un blasone e come tale è giusto che... Siamo assolutamente fieri di far questo e ti invesco un grande applauso comunque al Presidente. Allora, sentiamo un po' il parere anche di tutti, perché ridi tu? Sì, perché lui è un appassionato, è un passionale, crede proprio molto nel suo lavoro e quindi io lo capisco. Ma è giusto, ma lui quando io avevo la sua età mette i puntini sulla I, ma è giusto che probabilmente ero più vulcanico, perché quando mi si toccava la mia squadra e l'organico venivo, è normale, lui farà esperienza ancora di più, sarà un po' più cauto e più calmo. Allora, ha detto benissimo, a Cireale. Non si discute, è una piazza, ma io l'ho incontrata tante volte con Angelo Busetta, senza Angelo Busetta, eccetera. Cireale ha fatto la Serie B, è normale che il tifoso tutti si aspettano di più, però giustamente guardando la classifica, perché noi altri dicevamo una volta Memo prende Maccheroni in una parte. Bravo. Allora, guardando la classifica, sono secondi in classifica. C'è poco, la ripetizione è lì, con tutti i problemi che hanno avuto. Quindi chiaramente con tutto il rispetto per le altre squadre, io in primis, perché essendo un catanese avevo uno scopo da punto sulla Cireale, perché poi ci sono le altre squadre di contorno, ma c'è anche la Sicula Leonzio, come diceva giustamente Carmelo, che sta rischiando. Ma anche la Cireale rischia. Un complimento lo devo fare dove questo giocatore mio, se tu permetti. Ma ci fa piacere che questo campionato, questo girone B abbia regalato queste emozioni. Pippo Strano del Palazzolo che ha fatto potenzialmente ancora in corsa. Pagana che ho avuto io nel Troina quando avevo 16 anni, dove ha battuto la capolista, quindi tutto a vantaggio per i battistrada. Benissimo, allora voglio chiudere il girone B insieme ad Alessandro Settineri dicendo che comunque siamo contenti che ci sia stato un girone B quest'anno intenso, ingarbugliato, pieno di... Posso farti la mia disamina molto neutrale? Sì, anche perché tu vieni da esperienze brutte di questo girone B del campionato di eccellenza, no, Mister Bianco? Un anno. Sì, voglio dire... Un anno sono stato esonerato senza
No, beh, questo non mi riferisco al fatto che spesso e volentieri molte squadre si ritiravano, invece quest'anno fino all'ultimo tutti se la stanno giocando. L'Orlandina è come se si fosse ritirato. L'Orlandina è come se non ci fosse. Se tu mi consideri squadra in questo momento quelle giù di testa, non credo che hai una visione riferendoti a cosa, scusa? Allora, tu hai detto per la qualità, se tu vedi questo giorno si ferma. A me non si ritirano, ha detto. A me non si ritirano, io vedo la partita ma non si ritirano. Oppure se ti fermi allo Sporting va bene, dopo... Beh, anche l'Atletico Catania, anche per l'organico che c'ha, non sembra neanche la squadra che sta con 12 punti per ultimo. Ora ci arriva l'Atletico Catania, perché ricordo molte interviste in cui diceva che dal primo dicembre alla le avrebbe vinte tutte. Non è possibile, ascolta, ci sono 10 emittenti, tv, giornali, testate. Il campionato, soprattutto al ritorno, il girone di eccellenza, è più difficile. Non ti regala nulla nessuno, compreso l'Atletico Catania. Sta faticando pur riconoscendo i meriti, Piero, tutto quello che vuoi, anche perché abbiamo lavorato insieme e quindi ci tengo a sottolineare che non è però è la difficoltà nasce anche nella strutturazione di una società. Un giro d'andata disastroso. Quindi io ricordo che l'Atletico Catania dichiarò che dal 1° gennaio l'allenatore e i giocatori sarebbero stati diversi, per cui dicembre, scusami, sarebbe stato un campionato diverso. Non è cambiato nulla. Ritornando a sopra, e ti rubo 10 secondi. No, allora, la squadra che gioca meglio è Rocca di Capriglione. I tifosi acesi, e io sono acese e conosco la piazza perché ci sono stato 2 anni, tra i più caldi. L'unica cosa su cui io così sento non da addetto ai lavori ma da estraneo, l'unica cosa che rimproverano alla società è quello di a volte non vedere, come diceva prima Francesco, una squadra che sia molto più forte nel gioco rispetto all'organico che ha. Solo questo. Poi i numeri ad oggi danno ragione a una squadra che sta facendo bene. Io vi inviterei a scendere sul terreno del Tupparello e farvi vedere passaggi. Vediamo che può giocare a calcio. Poi un'altra cosa a vostro favore, chiudi, scusa, no, ci mancherebbe. Il discorso è questo: lavorare a Taormina, Via Grande, è diverso da dove lavora lui. L'ho detto proprio all'inizio. Cioè, nel senso, io ti ripeto, io sono felicissimo di essere ad Acireale. Ed è bellissimo perché ti dà 2000 stimoli, ma ti dà anche 2000 pressioni in più. Un calciatore quando sbaglia un pallone gli pesa 10 volte. 10 volte, assolutamente. Quindi non è così semplice. Poi se mi dici invece chi rimane favorito, pur essendo un amico fraterno, io ti dico che è Ligia Virtus, ma l'ho detto. Ma su questo siamo tutti d'accordo, Per chiudere c'è una grande crisi della Sicula, sia anche se Miniemi ha detto che loro non sono in crisi perché sono una neopromossa, hanno perso qualche partita, ci può anche stare in questo momento questa posizione. Anche qua ricordo che si mirava... No, ma ci sono comunque le interviste, loro miravano a vincere il campionato, ora uscirsene così. In questo campionato gli unici che miravano a vincere... si assume le responsabilità di quello che dice. Gli unici che in questo campionato di cui non siamo mai nascosti, siamo sempre solo noi. Ma voi siete la Ciriale perché avete il blasone. E infatti noi ci onoriamo di essere la Ciriale, il resto giocano tutti a nascondino. Poi vai al mercato di dicembre. Devo fermarvi perché tra poco dobbiamo parlare di promozione. Lo so che insomma ho acceso un dibattito, mi piace, ma un dibattito assolutamente un dibattito sereno e tranquillo. Nel modo sono totalmente neutrale. Do un dato, dal 1° di dicembre adesso la Ciriale ha fatto 10 punti in più della Sicula Leoncio. Benissimo. 10 punti. Siamo contenti soprattutto per la Ciriale. Allora, tu rimani per la promozione oggi, sei contento? Io rimango, devo dire, sono ancora molto molto contento per il dibattito. Sì, perché insomma, abbiamo 2 addetti ai lavori importanti. E ancora per Duri che purtroppo tu da bravo padrone di casa ti devi fermare, dobbiamo passare alla promozione. Dobbiamo anche parlare anche di altri gironi ed è giusto che sia così. Allora, perché sorridi? Federica. Sono già pronta. Sei già pronta? Oggi lanci la pubblicità e poi tra poco parleremo di promozione. Per la gioia anche di Santo Palma. Esatto, abbiamo un altro piccolo break, mi raccomando non cambiate canale.